Parte un progetto sperimentale che vede coinvolta l'amministrazione comunale e le imprese per portare al mercato del giovedì i turisti ospiti del villaggio turistico Isamar di Isola Verde, per far vivere loro la città anche da un punto di vista esperienziale. Si tratta di un servizio di transfer gratuito dal villaggio a Chioggia con l'idea di consentire agli ospiti di vivere l'esperienza di uno dei mercati più vitali ed autentici del Veneto, evitando di prendere l'auto, portando potenziali consumatori nella nostra città, a beneficio di esercenti e ristoratori del centro storico. Si prevedono 3 partenze al giorno, rispettivamente da Isamar e da Chioggia, con un itinerario che passa da Sottomarina per evitare di congestionare le vie d'accesso al centro cittadino, con arrivo e partenza dall'Isola dell'Unione. Il servizio partirà da domani 11 agosto e durerà fino a settembre. Si tratta ora di una sperimentazione con l'idea di testare il gradimento e verificare i risultati per pianificare eventualmente il servizio per la prossima stagione. Ora sarà affidato momentaneamente all'impresa Gottardo. I costi del servizio saranno interamente assorbiti da Isamar. Abbiamo pensato a questo servizio per la giornata del giovedì in occasione del mercato, ha affermato il sindaco assessore al turismo Mauro Armelao, ma in futuro potremo avere anche collegamenti in altre occasioni.